non solo l'ha buttata a terra, l'ha manettato e l'ha sparato dietro alle spalle. Ma anche che viene, ha sparato pure in faccia alla fine. Ha sputato pure in faccia. Solo che hanno le pistole, ma dove ce l'aveva la pistola d'arma? Non è vero che c'aveva la pistola, 3 ragazzini sono spaventati perché non c'avevano l'assicurazione e non si ammazzano a un bambino in questo modo. Vogliamo che il sindaco viene adesso dalla mamma del bambino, perché stamattina facciamo un casino. Non chiediamo il sindaco, se deve venire a chiedere le scuse alla mamma. Perché è vergognoso, non si ammazza un bambino, i pedofili violenti dei bambini. Domani il sindaco deve venire adesso a fare condoglianze alla mamma, non domani, dopodomani, che non serve a niente, manco il sindaco. E lo Stato è la mafia bianca, è vergognoso, dovremmo essere protetti e non è così, si ammazzano i bambini, adesso lo Stato ti ammazza i figli, i bambini, i ragazzini di 17 anni che non hanno colpa, sì che ho 2 figli, come io mi sento distrutta e il bambino non è figlio mio e mi sento distrutta, è vergognoso, stanno tutte le mamme distrutta, c'è un quartiere distrutto, agguerriti anche, sì agguerriti perché questa è una rabbia, è una vergogna, vi dovete vergognare, dovete difendere il bambino non c'è l'assicurazione, ok fermalo, ha il diritto di chiamare i suoi genitori perché è un minorenne che non c'ha l'assicurazione, pigliati il motorino e portatelo, ma no che prendi una pistola e ammazzi un bambino. Vergognati! Era il figlio di chiunque, qua in quartiere lo siamo tutti quanti ci vogliamo bene e poteva essere chiunque, stiamo parlando di un bambino. È un vigliacco che se l'ha presa da terra, era morta, la porta all'ospedale e ha detto che era viva, ma dove era viva? Dove? Ti senti sicura? Ma se vedi un poliziotto oggi devi scappare, devi scappare! 14 già, ti sta parlando lei, guarda! Dopo che il suo compagno non sei dritto pigliata, a fare guardare che creatura 7-8 anni, si fa che? Si fa con che creatura 7-8 anni, sì, che lei è uscita da mezzo alla scuola! Ma non l'ha sparato, la mise in manetta, l'ha pigliata con pera, l'ha parlato tutto il reno, ormai mi deve tutto il reno e l'ha sputato pure in faccia! Il carabiniere che l'ha sparato. Dopo che l'ha sparato ci ha messo il piede in faccia, è andato dentro a pigliarlo. Con la pistola ha fermato a tutti. E nel frattempo fuori ci hanno tolto il bosso, le hanno spostato le macchine, hanno fatto tutto. E dopo ci hanno fatto uscire tutti. Ci hanno chiuso dentro a pigliare. Perché dovevano nascondere le prove? Perché dovevano nascondere le prove? E tu sì, oh! E poi alla fine che fai? Proprio una merda, sì!